abituada, ne abituada, abituada, ne abituada, abituada a señorí. Unione non pagues, unione non pagues, unione non pagues un vasal. Caballadore, nega balladore, caballadore, nega balladore, caballadore, non quieres que sia. Mamma si può stendere non tenne, mamma si può stendere non tenne, mamma si può stendere finite, finite se ti podere ti pode, finite se ti podere ti pode, finite se ti pode cogliuare.
sonata armoniosa, armoniosa, sonata armoniosa, armoniosa, sonata armoniosa, donde tu. Fino a sus chicchesoni, fino a sus chicchesoni, fino a sus chicchesoni, tres a tu. Vecina fora, vecina fora, vecina fora, vecina fora, vecina fora, senza bailare. Buonasera a tutti, bentrovati. Come dico sempre, più forte e più bello l'applauso che dà energia a tutti coloro che si alterneranno in questo spazio. Ancora una volta abbiamo voluto aprire le porte di un incontro che in questa stagione che ci accompagna verso il nuovo anno ci porta anche dentro le realtà della nostra isola e questi progetti che fioriscono per valorizzare la cultura, il canto, il ballo, le mille espressioni con cui la Sardegna si manifesta. E stasera ci troviamo in uno dei luoghi più ospitali della nostra terra, di questa Sardegna, che non solo canta, balla, ma accoglie. Siamo a Nuragus, cuore del Sarcidano, e questo è l'applauso di chi ci ospita. Grazie davvero per aver voluto che la seconda parte del progetto che l'Associazione Culturale di Liriana ha voluto inanellare potesse fare tappa qui. Dopo Bidoni e il felicissimo esordio, eccoci finalmente a Nuragus. Abbiamo contato i giorni nel calendario aspettando questo appuntamento, anche perché abbiamo ospiti ovviamente che lo animeranno, che lo caratterizzeranno. Avete ascoltato in apertura le note inconfondibili di coloro che sono un po' i principi delle piazze in Sardegna, e qui a Nuragus hanno davvero una delle loro dimore, perché tornano spesso e vengono accolti ogni volta meglio della precedente. I di Liriana. Applauso grande per i nostri amici che oggi ci faranno anche ballare. Adesso questa prima parte, ovviamente essendo loro i promotori del progetto, ospitano e poi ovviamente intervengono. Ma come abbiamo deciso di iniziare questa sera? Dando voce, letteralmente voce, a chi il canto più antico e millenario dell'isola ha modo di porgerlo con la forza, con la fierezza di chi abita anche in alto, nel punto più a nord idealmente dell'isola, parlando ovviamente di altitudine, perché da lassù si dominano paesaggi incantevoli e Fonni da sempre rispetta il suo rapporto schietto con le tradizioni. Sentite cosa è stato scritto di loro. La tradizione orale del canto a tenore a Fonni trova la denominazione di Concordu, un'esperienza che si tramanda e che in questo centro della Sardegna trova forme e interpreti di alta espressività. Dall'ascolto si apprende l'arte del cantare, con l'esercizio si affina la tecnica e con l'estro, la fantasia, il colore delle voci si personalizza, o meglio si caratterizza, un proprio modo di interpretare la tradizione. E allora vogliamo accogliere con un bel applauso i componenti del Su Concordu Gennargentu di Fonni. Eccoli qua, venite amici vicino a me, anche perché adesso Franco, se mi raggiunge, adesso poi teniamo loro un attimo sullo sfondo, poi avremo modo di presentarli, anche perché, vieni qua al centro così siamo in favore di luci e di telecamere. Questo viaggio un po' intrapreso dall'Associazione Culturale di Liriana vuole anche un attimo porre l'accento su quello che fate e che porta a questa esperienza e a questa passione. Stasera abbiamo deciso di non dire
la formazione è nata quel mese, cioè, perché a Fonni, come a Bitti che verrà dopo di voi, si canta sempre e da sempre, non c'è un'età in cui si inizia, perché l'apprendimento nasce proprio, come dicevamo, dall'ascolto di quelli che prima di noi ci trasferiscono un'esperienza. Quindi è molto difficile datare un momento in cui nasce la passione per il canto. Certamente poi nascono gli incontri, le amicizie, le sintonie, e lì davvero l'energia diventa bella e l'armonia ovviamente fa tutto il resto. Che cosa differenzia il canto di Fonni dalle altre esperienze del canto a tenore in Sardegna? Innanzitutto buonasera a tutti da Concordo de Onne, ringraziamo il comune di essere invitato e di Liriana per essere invitato a questa bella serata. Cosa differenzia, Giuliano, il canto di Fonni? Ci sono differenze, diciamo, come ti posso spiegare? Non ti posso dire un canto unico, ma quasi, cioè distinto dagli altri, come per dire il nostro dialetto. Il nostro dialetto dai paesi vicini è una cosa diversa, c'è un canto un dialetto più stretto, no? Una cosa. E il canto a tenore è lo stesso, una cosa nostra, che ha questa forza e questa unicità, e fai bene a dirlo, perché in fondo noi poi a volte parliamo del canto a tenore come genere che esprime, no? Un'identità culturale, un percorso, ma la bellezza del canto a tenore come del ballo, come delle varianti dell'abito tradizionale, della lingua, quindi noi chiamiamo dialetti, così come tu stavi facendo cenno, è che ogni centro poi esprime un proprio carattere, delle peculiarità che vanno a contraddistinguerlo e a caratterizzarlo. E sicuramente noi adesso queste differenze, queste qualità le apprenderemo proprio dall'esercizio con cui voi vi apprestate a regalarci una parte del vostro repertorio. Con cosa iniziate? Cominciamo in una buona notte di saluto, poi un ballo torrau, un ballo e tres, un ballo sartio e ungiamo in due smuttos, perché sul tempo la damo spazio a satteros. E viva Fonni sempre, Concordo Gennargentu. Grazie. Sama maesa lanterna luminosa chi in ogni passo sufficio risplendente, virtuosa, chi intelletto broso, bene schida. Costante educadora, in ogni cosa lo considera, lo adora, non lo di sa vida materiale lo rende forte in sa vida morale.
rispondere. Bom bom bararam bim bom bim bom bararam bim bom. Esintelle. Oro bararam bim bom bim bom bararam bim bom. Costante. Vita materiale lo rende forte in sa vita morale. Questa è un'ottava e che l'hanno ciappata una gara poetica antica di Cubeddu che doveva difendere la mamma contro Annini che si sposa e noi siamo so che l'hanno ciappata quest'ottava per difendere la mamma. Ma andiamo con un ballo torrato. Uno ballo torrato, noi scomma cantare il lugheri. Bim bom, ma appena bim bom bom bom, guys di bolom bim bolom bim bolom bim bolom bam bom. Mammi landini bim bom bam bom, e posta bolom bim bolom bim bolom bim bolom bam bom. Le strumatine e de gussa bolom bim bolom bim bolom bim bolom bam bom. Ancora bom bim bom bam bom, così e non li bom bim bom bom bom, non mi intende e non li bom bim bom bom bom, non mi intende. Hanno a paura de poder anzi suonare l'invio mancusa pro noi e poi candida il gonzolo ma colpa da caso in sta gradecida e a bocca e li domandare da rimagine tanto ai suoi li spettacoli numeri caghere e noi stiamo in mezzo nera no è gai ma da due anzi suonare l'invio ma cosa per noi e poi così la candela il gonzo ma colpa ormai mo sono ballo sartio. Uzone due verano cantati in donne in mese in cale giardino sese in sue bim bom bolom bim bom bolom bim bom bolom bim bom
e caleggiano bim bom, borom bim bom, borom bam bom, borom bim bom, borom bim bom, boira lera dam, borom bim bom, borom bim bom, borom bim bom, borom bam bom, borom bim bom, borom bim bom, borom bim bom, borom bim bom, boira lera dam, borom bim bom, borom bim bom, borom bim bom, borom bim bom, boira lera dam, borom bim bom, 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 boira lera dam, borom bim bom, borom bim bom, borom bim bom, borom bam bom, borom bim bom, borom bim bom, borom bim bom, boira lera dam, borom bim bom, borom bim bom, borom bim bom. Abbiamo un ballo e tre, insomma. Compatta signorina, pro essere purpurina, nel zaddaghi alleadusa stintano, ammiro per amore, ma ammiro con dolore, in vostre cosas bellas formas Borom bim bom, in mancanza di blu, per forzisa per pro ammazzare, borom bim bom, sicuro non deseo, ma la conosco che ho capeso borom bim bom, un sasso la camisa, un sasso la camisa, il tu che sa borom bim bom, la uccano peri, si non sapeva, borom bim bom, un po' marettio, con mi rende l'alpicciocco, sospira borom bim bom, e l'esse sa ponza giudice, bam bim bom, la uccano, e sa uccano, si non sapeva, borom bim bom, un po' marettio, un po' marettio, con mi rende l'alpicciocco, borom bim bom, menzogni che ste, e de ponza considea, si non è borom bim bom, e l'esse sa ponza giudice, bam bim bom, la uccano peri, si non sapeva, borom bim bom, i di scapitato, de di l'ultima mare, da borom bim bom, quando sei stato in su mare, de un mattino, borom bim bom, in mente te, ringrazio, bocca c'è d'amore, bam bim bom, un'udone natura, ergai borom bim bom, ma imparato, tu te donne rode, tu te luccoline, borom bim bom, no, e si tu ruende cessa, tu podinde borom bim bom, in saspoca di mare, ti gesto rottesare, quando imparente, bam bim bom, sommine ammirato, e su che borom bim bom, le assamento lì, ha segato un pallone, te sa svidato, borom bim bom, Cristo in allergia, solo chi non è, se sto e borom bim bom. formendo, grazie. Amo, cantamos due minutos, dai. Ite bello puzzone, va che indeciso unido, dotta filo de veno. Om bararam boiram baram bim boiram baram bim bam bararam baram baram bam bom. Ite bello puzzone, pena schida povido, su coro mica pieno de stimazione. Om bararam boiram baram bim boiram baram bim bam bararam baram baram bam bom. Otta filos de veno de stimazione,
Penaschida povido su coro mica spieno. Om bararam boiram baram bim boiram baram bim bam bararam baram baram bam bom. Su sole su manzano si pesa da oriente e illumina sadie. Om bararam boiram baram bim boiram baram bim bam bararam baram baram bam bom. Su sole su manzano si stue solamente chi incanta a mie dai milas a mano. Om bararam boiram baram bim boiram baram bim bam bararam baram baram bam bom. Grazie. Gli amici di Fonni, Concordu, Gennargentu, noi ci siamo trovati davvero in manifestazioni bellissime, me ne ricordo una in particolare a Sassari per la cavalcata sarda e devo dirvi ovviamente che ovunque il canto di Fonni è accompagnato da un ascolto vero, da un'attenzione particolare. Noi ci ritroviamo più tardi nel sottofinale perché insomma vi vogliamo ancora qua vicini. Un applauso agli amici di Fonni, grazie davvero. Allora, e noi siamo pronti già per ospitare, anzi se mi date un microfono Giovanni, così posso anche intervistarlo un attimino perché voglio, io lo conosco da tanti anni, ma vorrei che voi lo conosceste un po' più da vicino come è capitato a me, anche perché è una fortuna incontrare persone come lui, con questa gentilezza, che secondo me lui riesce a trasferire anche nella musica che produce da sempre, a parte che ha anche questa penna felice perché ha scritto tanto, ha documentato molto sul territorio, anche lui è di Fonni e non solo, e ha scritto un po' di tutto, comprese le pubblicazioni che sta per dare alle stampe che strada facendo trovano sempre più dimensioni da fotografare. Ma è qua ovviamente stasera nelle vesti di musicista. Un applauso per Michelino Carta, eccolo qua. Michelino, ben trovato, guarda, ti libero anche da questi microfoni alle spalle perché voglio insomma che la tua immagine sia bella e pulita anche qua nel panorama dietro di noi. Michelino di Fonni, stasera mi hai, dovrei dire, sorpreso per parlare bene, in realtà scioccato perché gli stavo dicendo ma siccome tu suoni più da 40 anni e lui mi ha detto molto di più e in quel molto di più è scattata la curiosità. Quanti anni compi tu nel 2023? Nel 2023 uscirà un libro, Leva 1953. Fate il conto, saranno 70. Ma auguri perché non li dimostra assolutamente, applauso forte. E voi pensate che lui aveva 5 anni quando ha iniziato con questa armonica a bocca a familiarizzare con quei suoni che poi l'hanno accompagnato ovunque, perché in tanti posti, anche all'estero, lui ha portato la sua esperienza vincendo concorsi internazionali. Ce n'è qualcuno che ti viene in mente e che ti torna più felicemente al cuore? Nel 2006 in Estonia, nel 2007 in Estonia, nel 2008 il festival in Estonia, nel 2013 al Festival Mondiale in Germania, terzo classificato, nella sezione blues, country, folk, quindi primo nel folk possiamo dire. Però la nostra musica è una musica nostra, quindi la nostra musica popolare ci appartiene. In Estonia, in Germania, ha vinto questa musica insieme a me. E quindi la nostra musica è una musica di serie A, non di serie B. E quindi bisogna portarla avanti e io questa tradizione la porto avanti anche tramite dei libri che sto scrivendo e che ho scritto sull'armonica. Faccio parte anche di un'associazione culturale denominata Sa Domo Nostra che porta avanti un progetto denominato Accademia di Musica Sarda, questo per promuovere la nostra musica, per portarla avanti. E allora noi questa musica adesso l'ascoltiamo, ne facciamo tesoro. Che cosa pensi di regalarci in questo spaccato di tempo che hai a disposizione? Allora, su ballo torrau, su ballo sartio, su ballo e tresse. Se suono per far ballare,
mi occorre molto tempo, occorrono delle ore. Per farmi ascoltare bastano, come in Estonia e in Germania, bastano 6 minuti. A voi la scelta. Noi intanto li riempiamo di bellezza dopo l'applauso. Michelino Carta. Grazie. Ballo Torrau di Fonni. Ballo Sartiu.
Tresse. Grazie. Michelino, devo dire, tu mi hai conquistato, tu sei innamorata pure una signora là in terza fila. Allora facciamo una cosa, non chiudiamola qua, dopo ti richiamo, mi regali un altro pezzettino piccolino del tuo repertorio, intanto un bel applauso forte, sicuro. Grazie di cuore, grazie, a dopo Michele. Allora, tra l'altro sono arrivati ospiti nel frattempo, dopo li coinvolgeremo perché insomma avremo il piacere di ascoltare anche le loro voci, sono espressioni del territorio insomma che stanno lavorando tanto anche per portare luce in questa parte di Sardegna. Noi da qualche tempo a questa parte, nelle nostre incursioni, siamo accompagnati da un giovane studente universitario che ha questa capacità di incuriosire, ma soprattutto questa grande fame di conoscenza nei diversi ambiti. E allora Roberto, che vorrei vicino a me, un bel applauso, Roberto Tangiano, vieni, ti chiamo in causa subito, ha avuto una bella idea perché ha detto coinvolgiamolo, perché è bello il fatto che un giovane di 22 anni possa, dal suo punto di vista, focalizzare un po' questi richiami, questi colori della tradizione. E lui ogni volta quasi come se fosse un argomento a piacere, in realtà poi così non è perché lascia sempre traccia, ci regala un pochino queste incursioni. Prima di parlare di Enrico però vorrei che tu salutassi gli amici che ci ospitano questa sera qua a Nuragus. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e ben trovati, dici bene perché la comunità di Nuragus ancora una volta ci dà la possibilità di accendere questi suoni, i riflettori sulle tradizioni popolari che non solo noi portiamo ovviamente sulla scena, anche perché qua si respira da sempre quella che è la passione del ballo e la passione per tutte le arti che riguardano la nostra Sardegna. Io voglio dire un grazie alla comunità di Nuragus in primis, alla Regione Sardegna, all'assessorato del turismo e a tutte le persone che hanno davvero creduto in questo progetto, perché tu hai parlato di un giovane, si parla spesso di tradizioni popolari, questa tradizione in continua evoluzione e molte volte si dice i giovani non si avvicinano alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, ma da qui bisogna ripartire, perché se i giovani non si coinvolgono in prima persona e gli si dice devi ascoltare questo, ovviamente non si troveranno mai protagonisti. Tra poco sentiremo i tenores di Bitti e con Omar parlavamo prima di questo attaccamento che devono essere i giovani, si devono ritrovare in quel contesto sociale che li vede davvero protagonisti al primo posto, quindi solo così si può riuscire a dare forza alle nostre tradizioni, anche perché la cultura, come ho detto anche l'altra volta, va alimentata, va costruita e soprattutto va ricercata con un carico di passione. E credo che questo in gran parte facciano dell'Iriana, per esempio, perché poi le piazze, quando loro suonano, sono molto vissute anche dalla comunità giovanile, quindi questo non solo non si è perso nel tempo, ma lo si sta riguadagnando in termini di energia e di bellezza. Io chiamerei lui, così gli facciamo fare questo preambolo sul canto, perché stasera non è che entrerà nei dettagli del canto a tenore, ci sono già i protagonisti, gli interpreti, ma sull'importanza del cantare insieme sì, ha qualcosa da dirci. Allora un applauso a Enrico Bessolo. Buonasera. Io vorrei iniziare con una frase di Maria Carta che dice: sono eterne le memorie della musica perché in fondo le canzoni siamo noi. Ecco che il canto accompagna tutte le diverse fasi della vita, dalla nascita alla veglia funebre, passando per le varie occasioni quotidiane e quelle un po' più di festa. Il canto mette in luce gli stati dell'anima, dolore e risentimento, amore, sentimento, gioia e nostalgia, leggerezza e impegno importante. Una delle cose più affascinanti è che tutte le forme di canto a tenore sono espressione di un'esperienza interiore che il cantore o i cantori
decidono di raccogliere e di esprimere con la potenza delle loro voci. Il canto sardo corre sui binari della tradizione, affiancato dai vari racconti, dalle varie esperienze, dalle varie tradizioni, e poi si rafforza con la sua poetica, con la sua lingua, con la sua tecnica, proprie di una tradizione plurisecolare riconosciuta anche nel 2005 come patrimonio UNESCO dell'umanità. Il canto nasce da un'intesa, nasce quasi da un accordo, si chiama anche concordo infatti, che i cantori sviluppano per poter cantare a tenore assieme. Nasce da un accordo che i cantores sviluppano per poter condividere, per poter esprimere, per poterci donare anche queste emozioni. E ecco che ci sono diverse forme di espressione nella nostra tradizione e in vari contesti possono esprimere poesia, musicalità, gioia, sentimenti e soprattutto in tempi come i nostri, soprattutto agli occhi di un giovane studente di città che è abituato a ritmi ed atmosfere completamente diverse, risuonano le parole, l'insegnamento di Bachisio Bandinu, che nella sua analisi antropologica osservava che il canto a tenore mantiene l'identità, mantiene la tradizione in un contesto folcloristico un po', se vogliamo, perso, soprattutto nelle città, o anche magari snaturato dalla tradizione. Ed oggi noi dobbiamo riconoscere questo valore a chi si riunisce ancora per cantare a tenores. Dobbiamo riconoscere questo valore a una forma di tradizione che, come anticipava Roberto, ha un forte impegno sociale, raccoglie nelle piazze i più giovani e i più anziani. Lo riconosciamo ai tenores di Bitti e di Fonni che oggi ci allietano, lo riconosciamo con fierezza a tutti coloro che, con un pizzico d'orgoglio, esprimono, si fanno portavoce agli occhi dell'Italia e anche del mondo di tutte le forme della vasta, della unica cultura sarda. Enrico, allora tu ci tenevi ovviamente a salutare la comunità di Nuragus perché in altre occasioni poi ti abbiamo congedato così, no? Tu giustamente hai detto io non voglio essere né un cultore né un esperto, voglio essere un giovane che coglie un po' un'esperienza e prova a proiettarla, a dare un po' voce alla comunità a cui appartengono, molto allargata. Qua a Nuragus tra l'altro ci sono tantissimi giovani, stasera ci hanno accolto e dopo li vedrete ballare. Puoi approfittarne per salutare. Volevo ringraziare la comunità di Nuragus e quella di Bidoni, in passato che non ho potuto farlo nella fretta. Volevo ringraziare anzitutto il mio professore di musica delle medie, il maestro Fabrizio Marchioni, che oltre all'amore per la musica in generale, partendo da una ricerca, mi ha dato la scintilla proprio per approfondire il canto a tenore e le tradizioni sarde. Volevo ringraziare l'associazione di Liriana per aver potuto dare voce ai giovani e per aver scelto me come loro portavoce e poi soprattutto volevo ringraziare Giuliano e Roberto che con i nostri incontri, con i nostri dialoghi, con i nostri discorsi hanno colto il germe che c'era in me di attaccamento alla tradizione e hanno permesso di poter sviluppare riflessioni, parte delle quali ho espresso stasera sperando che vi siano giunte, che abbiano emozionato così come hanno emozionato me durante i discorsi con loro. Grazie a tutti, buon proseguimento. Il microfono è mio. Il microfono è mio, quello non te lo do, grazie davvero Enrico, gentilissimo. E allora parlavamo di canto, l'arte del cantare insieme, tra l'altro gli amici di Bitti che si complimentano con Enrico è un bel segnale e vi sto anticipando, tocca a loro. È stato prodotto un censimento in tempi recentissimi e sono oltre 3.500 i cantori attivi, non quelli distribuiti in quei gruppi diciamo organizzati che di fatto magari producono esperienza in maniera stabile e viaggiano, ma proprio quelli che ancora oggi praticano l'arte del canto a tenore e sono tanti i centri in cui questo si manifesta. Questo che cosa potenzia? Potenzia il valore di un viaggio che loro per esempio da tanto tempo coltivano, ma nella maniera più naturale e spensierata possibile, anche se poi hanno prodotto tanto in termini di ricerca e dando un contributo validissimo al canto a tenore bittese di cui sono fieri ambasciatori. Parlo dell'associazione, in questo caso culturale, Mialinu Pira di Bitti. Eccoli qua, un bellissimo applauso per loro. Stasera ci onorano della presenza qui a Nuragus, quindi fra un po' ovviamente li ascolteremo cantare
Omar, ci conosciamo davvero da tantissimo tempo e l'altro giorno io ho condotto, ti porto poco al centro, a Ololai, un bellissimo convegno sul canto a tenore, poi c'era la rassegna Pastores e Tenores, davvero oltre 13 formazioni si sono alternate, ma è stato tutto molto bello perché lì abbiamo potuto davvero fotografare in successione quanto è ricco questo patrimonio di cui voi fate parte, e tu sei stato chiamato in causa proprio nell'ambito del convegno, proprio tu Omar, perché si diceva a proposito che oggi, anche se i giovani ascoltano da Fedez a De Gregori, possono impadronirsi e far proprio anche il repertorio che ci appartiene, quello di una tradizione, perché la musica coesiste, è bella tutta e nessuna è più forte o può essere messa da parte a beneficiare di un'altra, no? Questo non succede. E si parlava di te come esempio che sei interprete anche di altri generi e poi sei uno degli interpreti più riconosciuti e apprezzati di questo genere, che è il genere che ci appartiene. Te lo volevo dire a telecamere accese perché insomma si potrebbe fare un discorso più ampio, qui non abbiamo il tempo di fare. Ma su Bitti, su quello che farete, che cosa ci puoi dire per introdurre il vostro lavoro di stasera? Ma grazie Giuliano, innanzitutto ti voglio ringraziare per questo invito, ringrazio di Liriana e la comunità di Nuragus per averci invitato, ma io voglio fare una constatazione che il canto tenore è fatto da tantissimi giovani. Molte volte si dice queste tradizioni si stanno perdendo in qualche maniera, non c'è un ricambio generazionale. Invece io devo dire, per quanto riguarda il canto a tenore, che i protagonisti sono tantissimi giovani. E quindi questo significa, cosa significa? Che il canto a tenore oggi ha anche un suo perché in questa società odierna e contemporanea, cioè stiamo parlando di una tradizione antichissima che si è trasmessa oralmente per tanto tempo e ancora oggi noi in Sardegna abbiamo la fortuna di avere, come dire, dei giovani che ancora continuano a cavalcare quest'onda, che il canto a tenore rappresenta un elemento identitario molto forte sicuramente, ma anche un qualcosa di cui si ha bisogno, perché canto a tenore significa stare con le persone, ok? Avere rapporti con le persone, quindi cantare assieme, condividere, cioè sono dei valori veramente molto importanti e noi sardi veramente abbiamo la fortuna ancora di continuare con questa tradizione orale che naturalmente è affiancata anche dalla tecnologia, dai nuovi meccanismi, dallo streaming, insomma i giovani oggi imparano chiaramente confrontandosi con le anche generazioni del passato, ma allo stesso tempo hanno la fortuna anche di avere a disposizione praticamente tutto, perché tu oggi puoi ascoltare tutto, hai la possibilità di ascoltare in streaming, su YouTube, tutto quello che ti va di ascoltare. E naturalmente il canto a tenore che in Sardegna rappresenta, come dire, la Sardegna da questo punto di vista è come un continente, cioè vastissimo, con una ricchezza, con una diversità. Ogni paese ha le proprie caratteristiche e si differenzia dagli altri. Noi bittesi, per esempio, nel canto di Bitti è sicuramente importante il fatto che abbiamo un patrimonio di poeti e di poesie veramente antico. Noi cantiamo, ad esempio, la Sgrober de Sannossata, che sono dei gozos, che sono attribuiti a un gesuita del 1600 che si chiamava Giovanni Protoarca, ecco questo, fino... Poi abbiamo poeti del Settecento, Diego Mele, che sono comunque anche conosciuti a livello regionale, e poi poeti anche del Novecento recenti. Noi cantiamo anche poesie di Chelledu Burrai, ecco, che è un poeta che è scomparso da poco e che ha scritto anche dei testi attuali che noi proponiamo nel nostro repertorio, perché chiaramente... Stasera faremo un canto a Esterrita girato a Bochenotte di Amico Cimino, che è sempre un poeta bitese del Novecento, seguito poi da un canto appunto natalizio religioso Zunenedu che si canta nel periodo di Natale, e poi chiudiamo con un balluserio, una danza quindi. Mialinu Pira, Bitti, applauso.
Cusa serena fronte immacolata, digna di imperiale diadema, ispiratissamente un poema sublime che non so io de amore a sa Venere eclissata resta chissà d'opera suprema de su universo in ogni parte estrema lirico de proteri mas cantare esas perfectas óperas divinas, tú eres su modelo singular. Cusa serena fronte immacolata, digna di imperiale diadema, ispirata sublime resta chinsarte stopera suprema de su universo in ogni parte estrema lirico de proteri mas cantare de esas perfectas óperas divinas tú eres su modelo singular. Tú eres el senso oh Deus t'adoro, Senyor tu Messia. Oh Deus t'adoro, Senyor tu Messia. Dormi vida e corore, posa in ninnia. Dormi vida e coro, repose in ninnia. Costupis in edu, non porta mante du. Costupis in edu, non porta mante du. Non porta mante dune, manco
non porta amante tu, né manco cori tu. Indier de britu non aratitia. Indier de britu non aratitia. Dormi vida e coro, reposa in linea. Dormi vida e coro, reposa in linea. S'infame canaglia de si ferru treme. Infame canaglia de si ferru treme. Iskinne kitene forza isa battaglia. Iskinne kitene forza isa battaglia. Odisosa installa, orica osteria. Odisosa installa, orica osteria. Dormi vida e coro, reposa in linea. Dormi vida e coro, reposa in linea. Reposa in linea, dormi vida e coro. Reposa in linea, dormi vida e coro. Grazie. Grazie. Pro Elisa Chierrare in Samarina, tormentor de esos coros in fiamma, tormentor de esos coros in fiamma, hermosa honesta storia greca, che parente sentia capriccello, che parente sentia capriccello, anima bello, anima bell'indono, corpo bello, anima bell'indono, corpo bello, anima bell'indono. Pro Elisa Chierrare Samarina, pro Elisa Chierrare Samarina, tormentò le sue score, tormentò le sue score in fiamma, tormentò le sue score in fiamma, tormentò le sue score, tormentò le sue score in fiamma, hermosa Isareu, hermosa mamma, hermosa Isareu, hermosa Isareu, hermosa mamma. Onesta che bene, isi storia greca non è fama, isi storia greca non è fama, chi parete se stira t'apprizzello, chi parete se stira t'apprizzello, anima bellendo, cannodona sa parita mia, cannodona sa parita mia, invide de amarlo.
vide de amarguras tutto pieno, vide de amarguras, vide de amarguras tutto pieno, infami pare tu, manano este, infami pare tu, infami pare tu, manano este, cinta de rayos de luce celeste, cinta de rayos de cinta de rayos de luce celeste, cinta de rayos de luce celeste, canno dona sasa parita mia, vide de amargura tutto pieno, vide de amargura, vide de amargura tutto pieno, infame pare tu, manano este, infame pare tu, infame pare tu, manano este, infame pare tu, manano este. Grazie. E devo dire ci sono stati applausi anche nel corso del canto, così come è successo con Fonni prima, e questo è meraviglioso perché insomma essere a Nuragu stasera, essere così abbracciati, avvolti dall'affetto di una comunità, credo che sia la miglior ricompensa per chi come noi ha qualcosa da dare, da dire, soprattutto rappresentando una comunità, nel vostro caso Bitti, Fonni prima, e insomma dare significa poi ricevere in termini d'affetto. Grazie agli amici di Bitti, Tenore Mialinu Pira, grazie davvero di cuore. Allora, noi ci stiamo avvicinando a quella parte che ho annunciato all'inizio, anzi vi dirò che fra poco ci sarà una vera e propria invasione, non posso dire di palco perché siamo in uno spazio al chiuso, protetti anche dalle cattive condizioni meteo che ci sono fuori, e però questa invasione di campo sì ci sarà perché i di Liriana richiamano al ballo e quindi tra poco molti amici si uniranno a loro per ballare insieme anche qui, in questo spazio. Però mi piace a questo punto chiamare vicino a me un'amica e un amico. Lui è consigliere regionale ma anche sindaco del territorio in questo ambito di Sardegna. È giovane ma ha prodotto tanto e gli vogliono tutti bene. Lei di questa comunità è il vice sindaco, quindi approfitteremo anche per ringraziare l'amministrazione comunale che ovviamente ha sostenuto questa iniziativa e ci ha aperto letteralmente le porte. Quindi un applauso a Eugenio Lai e a Vanessa Ledda. Vi tengo una a destra e una a sinistra così posso passarvi tranquillamente il microfono. Posso iniziare con la gentile signorina, a parte che lei che ci ospita stasera a casa, quindi mi fa assolutamente piacere. Intanto grazie da parte di tutti noi, so che ci tenevate tanto a questo incontro, con Vanessa ci conosciamo da tanto tempo anche perché lei è presidente del gruppo Folk Valenza e credo che da quando io ho iniziato il mio percorso e voi il vostro ci siamo incontrati sempre, siamo in qualche modo cresciuti insieme e quindi mi fa piacere stasera vederti nella doppia veste, soprattutto nell'ambito dove le tradizioni e la cultura popolare dimorano e ancora una volta fioriscono. Quindi a te il piacere di salutare come desideri. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Ciao. Il mio ringraziamento va soprattutto a Di Liriana per averci dato l'opportunità di fare questa manifestazione a Nuragus e a Giovanni De Melas. Vieni Giovanni, vieni qua, gli facciamo un bel applauso forte, stai vicino a Vanessa. Che ha dovuto sopportarmi in tutta questa organizzazione. Grazie Gio. Grazie a Di Liriana, grazie a voi per essere qui stasera e grazie a te Giuliano per averci dato questa opportunità. E niente, ti do il microfono perché lo sai che io ho Aspetta, problemi. però io perché lei mi ha detto io vi accolgo, vi cucino anche un uovo alla Esatto. fine se volete, vi faccio qualcosa, però non fatemi parlare. Bravo. No, però il fatto di essere a Nuragus intanto per noi è un valore aggiunto. Siamo in un territorio, tra l'altro Valenza ci riporta anche alla vostra antichissima storia, ricco di emergenze archeologiche. C'è un centro storico ben conservato, ci sono chiese, ci sono eventi tutto l'anno, quelli in calendario e quelli che organizzano gli amici della comunità di Nuragus, le diverse associazioni. Voglio a questo punto fare anche un applauso all'associazione Merake
che ci ha accolto all'ingresso. A proposito di eventi in calendario, è nata in tempi recenti ma si sta dando un gran da fare, quindi con te vorrei soprattutto approfittare di questo spazio e dire: venite a Nuragus, venite nel Sarcidano, venite in questo territorio, perché veramente ogni metro è una scoperta. Non ci sono stagioni preferite, perché ognuna delle stagioni offre colori differenti, occasioni diverse, tradizioni che magari si celebrano in un momento anziché un altro, quindi va bene sempre, non c'è un periodo stabilito, no. Venite sempre, e quindi mi faceva piacere con te rivolgere questo pensiero ad alta voce. Passando poi la parola a chi sarà stato contentissimo di sentire quello che abbiamo appena detto, perché questo territorio lo abita e lo amministra da tanto tempo. Quindi un applauso a Eugenio Lai. Buonasera a tutte e a tutti, e un grazie all'amministrazione comunale per aver organizzato questo bellissimo evento, un grazie di Liriana, un grazie a te Giuliano, che per tutta la Sardegna porti la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra musica. Questa sera abbiamo sentito un pezzo del nostro essere sardi. La lingua cantata, la musica, la tradizione è un qualcosa che ci rende unici, l'avete detto precedentemente. E naturalmente l'amministrazione comunale di Nuragus ha questo aspetto positivo che valorizza ogni singola peculiarità. Quindi davvero un grazie per l'invito di questa sera, e devo dire che dobbiamo continuare a lavorare sulla valorizzazione della lingua, sulla valorizzazione della storia, sulla valorizzazione delle tradizioni. Gli amici di Fondi io li sento spesso, perché mi capita non settimanalmente ma mensilmente di essere ospite del loro paese. Devo dire che conoscevo quanto sono unici e quanto sono bravi. Mi ha fatto enormemente piacere conoscere altre peculiarità, altre canzoni, altre tradizioni, e devo dire che questa è la fierezza dell'essere sardo. Grazie Eugenio, grazie di cuore. Tu sei anche uno di quelli che ne beneficia, nel senso, quando i di Liriana suonano un organetto, ti accompagna, sei uno che ama ballare, o sei ancora uno di quelli che guarda per adesso con sospetto, però affascinato? Io devo dire che guardo, mi piace guardare. Vanessa, qua c'è da lavorare. Ci proveremo stasera, magari con 2 suoni e un po' di amici, e vedremo che cosa succede. Intanto ringrazio davvero, un saluto a Eugenio, grazie. Un saluto a Vanessa, grazie di cuore. E allora che cosa facciamo a questo punto? Presentiamo loro che adesso ci faranno ballare, che canteranno con noi, ma lo facciamo ovviamente tributando un saluto personale, a cominciare da Giovanni De Melas. Applauso per Giovanni. Questi erano, quando hanno sentito che c'era lì all'ingresso il baretto, erano lì, non preoccupate, vedete che sono arrivati nel frattempo, ma sono arrivati. Devo dire che quando c'è da suonare abbandonano tutto e arrivano dove devono arrivare. Carlo Crisponi, Silvano Fadda, Gianluca Fadda. Tra l'altro proprio oggi stavo leggendo delle cose bellissime sulle origini del ballo sardo. E sai che una delle testimonianze più antiche è stata ritrovata vicino a casa tua, e c'è ancora lì, perché la chiesa di Zuri, e sai che è stata ricomposta, ha questo rilievo sull'esterno che raffigura proprio una delle più antiche testimonianze di ballo sardo. Quindi guarda un po', sei tassello, era lui. Roberto Tangiano. Con i di Liriana chiudiamo in musica, siamo stati benissimo, grazie a Sardegna Live, a tutto il team che ovviamente ci ha permesso di arrivare fino a voi, meravigliosa comunità di Nuragus che anche questa volta non si è smentita. Chiudiamo con i balli e i canti, più forte, più bello l'applauso, grazie di tutto. Ecco, no, vieni qua, Dio mio. Anche io ho Cavalla Pazza, perché come a Sanremo, vi ricordate Cavallo Pazzo? Io ho Cavalla Pazza, guardate qua, fallo vedere. Ma dimmi tu, parlando di cultura, di tradizioni, le bimbe di Carlo, e sotto non deve essere una parolaccia, quella che c'è sotto.
Cosa? Versione invernale vuol dire, ecco no, qua. dopo facciamo i conti. Capite che c'è stata una invasione di campo pericolosissima, va bene. Aspetta un attimo, butta quel lenzuolo lì. No, vieni qui, vieni qui. No, perché voglio anche farla vedere, guarda. Si sta camuffando, ma la voglio fare. Lei è una bimba di Carlo, rendetevi conto dei danni che fanno i di Liriana. Chiudiamo in bellezza, applauso e viva Nuragus.